Cormons all'esterno della Coop, oggi gli alpini presenti per un'importante attività di raccolta benefica e aiuto soprattutto ai bisognosi, no? Come si dice in questi casi, con le arance della salute e soprattutto anche verso le persone colpite da malattie e via dicendo, no? Come sta andando fino adesso? Ah, guarda, per adesso devo dire effettivamente bene, perché la gente che passa sente proprio questo bisogno di aiutare più di tutto questa iniziativa e ricerca. Ecco, possiamo dire che insomma c'è ancora la sensibilità, questa è la cosa importante, no? Visti i tempi soprattutto. Certamente, no? Con queste malattie, con queste nuove malattie che vengono, che sono, come si può dire, purtroppo sempre più radicate, non viene da dire. Ecco, esatto. Nella borsa cosa contiene la borsa? 2,5 kg di arance tarocco, che Ah. sono specialmente per le spremute, no? Penso io. No? Insomma, fino a che ora sarete qua? Fino alla fine Fino all'esaurimento scorte, insomma. Fino fino a scorte. Certo. Beh, comunque non è solo qui a Cormons, ma poi in giro un po' dappertutto. Abbiamo no? anche l'altra sezione, che questa è Certo. una distaccata della sezione principale che abbiamo in Piazza Libertà. Ecco, l'importante è che gli alpini sono sempre presenti. Sempre alpini. Sempre. Ecco, questa è la cosa importante. Bene, buon lavoro allora. Grazie mille. Grazie a voi.